Allora, ci stiamo preparando con un grande lavoro perché chiaramente adesso il tempo stringe, mancano poco più di 400 giorni alle Olimpiadi, quindi abbiamo un importante numero di cantieri aperti a Cortina, sia che riguardano le infrastrutture, sia che riguardano il settore alberghiero e anche tanti privati. Quindi è un momento di grande fermento, di grande lavoro, perché dobbiamo arrivare pronti all'appuntamento e quindi stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze possibili per fare una bella figura che facciamo noi ma fa l'Italia intera. In fatto di tempistiche, siamo nei tempi, bisognerà dare un'accelerata. Allora, l'accelerata è già stata data perché ormai siamo nei tempi, i cronoprogrammi che riguardano le opere attinenti alle Olimpiadi sono per il momento tutti rispettati, quindi sarà un anno di grande lavoro, però è quello che ci aspettavamo e quello che ci fa arrivare puntuali alle Olimpiadi. Un augurio che vi fate come amministrazione per questo importante appuntamento? È quello di arrivare preparati, puntuali e di riuscire a cogliere questa opportunità delle Olimpiadi che prevederà per il futuro un vero rilancio di Cortina.